Si è svolta ieri al Teatro Pirandello di Agrigento l'evento denominato Mille Culura, l'apertura del nuovo tour estivo Mille Culura 2019 del gruppo Quartet Folk, un evento che ha visto coinvolti moltissimi agrigentini, riempiendo il Teatro Pirandello. Ad aprire le danze è stato Silvio Schembri delle Iene con qualche battutina, poi il coro di Santa Cecilia e Graziano Mosuto, e poi la parte che tutti aspettavamo con gioia, i mitici Antonio Cannella, Dario Mantese, Ciccio Carnabuci e Gerlando Barbadoro, i Quartet Folk. I folk si presentano con una formazione in versione orchestra, infatti hanno condiviso il palco con Andrea Vanadia alle batterie e percussioni, Gloria Scossone voce solista, Federica Mosa al violino, Marco Zammuto alle basso e contrabbasso. Tanti gli applausi per una serata all'insegna della musica siciliana.